Oggi è il Dante D, la giornata ufficiale che celebra Dante Alighieri e la Divina Commedia. Noi celebriamo Dante grazie a un ospite importante che è l'autore di una biografia freschissima di stampa, per i tipi addirittura dell'editore Einaudi, si intitola Dante Alighieri Una vita, è nelle librerie da febbraio, sì che da un mese praticamente. Benvenuto Paolo Pellegrini, grazie, ciao. Grazie a voi, grazie Gigi dell'ospitalità. Ecco, allora Paolo Pellegrini è bellunese, è professore ordinario all'Università di Verona. È anche per me, per la mia famiglia, per mia moglie, un vecchio amico, compagno di classe alle elementari di mia moglie, quindi insomma capite perché si va molto indietro nel tempo. E sono giorni carichi di emozione, io voglio dirlo Paolo, anche perché c'è una gratitudine da parte nostra, perché Paolo proprio in questi giorni ha perso il papà che era il cardiologo Pietro Pellegrini, che ha messo su la cardiologia all'ospedale nuovo di Belluno, è stato primario per molti anni, insomma, e allora mi sembrava doveroso dirlo, Paolo, anche appunto per ringraziarti di nuovo per aver accettato comunque di celebrare in questo giorno il Dante D, Dante Alighieri, per farti sentire anche la nostra vicinanza, sai? Grazie. Allora, professor Paolo Pellegrini, usiamo i titoli giusti, professor Paolo Pellegrini, tu adesso hai pubblicato questa nuova vita di Dante sostanzialmente. Raccontaci un po', dai, chi è il tuo Dante Alighieri? Come l'hai visto? Come lo conosci tu Dante Alighieri? Ma Dante l'ho incontrato leggendo i lavori dei nostri grandi maestri come Carlo Dionisotti, che ci hanno raccontato un po' come è cambiata la vita di Dante nel corso di questi ultimi 2 secoli, no? Ogni periodo storico, dal Risorgimento in poi, ha letto la biografia di Dante in modo diverso. E io ho provato a ripercorrerla tenendo conto di questo insegnamento, cioè del fatto che quando noi ci accostiamo al passato lo facciamo sempre con degli occhiali che qualche volta deformano un po' la nostra vista. Allora, per cercare di evitare quanto più possibile gli effetti deformanti, ho provato a vedere se non si potesse avvicinare la biografia di Dante in un'ottica filologica, usando cioè quelli che sono gli strumenti della filologia che dovrebbero, insomma, nella misura in cui sono in grado di farlo, permetterci di farci contemporanei degli autori che studiamo. In che modo? Cercando di leggere i documenti del tempo, leggendo le cronache del tempo, riportandoci a quell'epoca e studiando nelle opere con grande attenzione per capire lo stile e anche quelle che erano le idee, la filosofia, la teologia, il pensiero politico dell'autore. Ecco, la filologia dovrebbe in qualche misura aiutarci a rifare questo percorso per rispettare il più possibile il nostro autore, per Perché rispettare. c'è un po' il rischio, no, Paolo, che a guidare magari invece queste indagini a ritroso sia magari la visione politica del Dante politico, no? Sì, ecco, devo dire che molte delle ultime biografie che sono uscite, che sono peraltro avvincenti, degnissime, importanti, hanno un po', secondo me, questo difetto, cioè che interpretano Dante come uomo profondamente immerso nel Medioevo, e su questo credo siamo tutti d'accordo, però lo interpretano, secondo me, con un tasso eccessivo di determinismo, cioè questa dimensione di Dante uomo medievale sostanzialmente permetterebbe di spiegare ogni tratto della sua esistenza. Addirittura si legge la commedia un po' come un instant book, no? Dante che si prende le vendette politiche con i Sì. suoi avversari spedendoli all'inferno, al purgatorio. Era una visione che risale addirittura a Carlo Troia, 1826, no? Questo bellissimo libro del veltro allegorico di Dante. Dante fa le sue vendette politiche. Però ne è Quindi passato di tempo, insomma, quindi voglio dire, si è può stata provare a leggere con occhiali nuovi, come sì, dicevi, sì. ecco. Questa modalità di lettura è stata riproposta recentemente in modo molto più raffinato. Ecco, certamente noi dobbiamo ricostruire l'ambiente storico, leggerci la documentazione, il codice diplomatico dantesco, benissimo. Però se Dante non è stato un uomo medievale come tutti gli altri, cioè se di Dante ne è nato uno solo, dobbiamo anche chiederci come mai. Se no rischiamo di dover correggere i neologismi della commedia perché riteniamo che non sia possibile che qualcuno abbia inventato delle parole nuove. Ecco, Dante era un personaggio certamente medievale, ma che spezzava i modi di pensare, le consuetudini, le abitudini del tempo sotto tutti i punti di vista. Ecco, far questo, riconoscere questo tratto è importante, altrimenti noi finiamo per fare
di Dante, una marionetta, ora in mano ai guelfi bianchi, ora in mano ai guelfi neri, ora in mano ai ghibellini, senza autonomia di giudizio, sottoposto a tutti i ricatti, a tutte le piccinerie, a tutti i compromessi di qualsiasi altro uomo del Medioevo. E io ritengo che invece, guardando quello che lui ha scritto e interpretando i documenti che possediamo, ne emerga un'immagine che non è quella del Dante risorgimentale, tetragono e colpi di ventura, ma non è neanche quella del Dante diciamo così, sottoposto ai sotterfugi e ai compromessi, ogni 5 minuti pronto a cambiare casacca, purché questo gli consenta una qualsiasi sopravvivenza. Io non credo molto a questo Dante, i documenti non mi sembra che confermino. Ad ogni modo la verifica va fatta. Io ho cercato di fare questo tipo di verifica. Tu tra l'altro hai avuto rilievo sulle pagine culturali nazionali per la tua lettura di un documento, no? In particolare. Sì, questo è un documento che ha creato grosso scompiglio nel mondo della dantistica. Questa lettera del 1312 che Can Grande scrive all'imperatore Enrico VII in un momento molto delicato, quando si sta apprestando ad assediare Firenze, che come tutti noi sappiamo era in quel momento, cappeggiava la rivolta contro l'imperatore. I due diciamo, protagonisti principali, i due luogotenenti dell'esercito di Enrico VII, Filippo d'Acaia e Werner von Homburg, vengono alle mani, uno cerca di uccidere l'altro. Quindi immaginatevi voi, io ai miei studenti faccio il paragone calcistico, sarebbe un po' come se alla vigilia, non so, della finale di Champions League i due giocatori più importanti di una squadra si azzuffassero e decidessero di non giocare. Ecco. Quindi era una lettera molto delicata. Questa lettera contiene degli elementi stilistici abbastanza sorprendenti che collimano con alcune sequenze di fonti che troviamo in altri testi danteschi. Allora io mi sono domandato, questa è una coincidenza oppure la possiamo spiegare in altro modo? E in base ai dati che sto raccogliendo mi sono convinto che esiste una ragionevole probabilità per pensare che dietro quella lettera ci sia stato Dante. 1312. Ben inteso, Dante doveva trovarsi a Verona evidentemente a quel momento lì. Non è un'ipotesi che ho fatto io, perché qualcuno mi ha accusato di aver collocato questa lettera a Verona con Dante perché io insegno all'Università di Verona, il che è abbastanza curioso, anche perché io rivendico sempre la mia bellunesità, quindi da questo punto di vista sono abbastanza... E non sei stato pagato, immagino, dall'azienda di promozione turistica di Verona. Funziona così l'università, per fortuna l'università fa ricerca scientifica e non fa ricerca campanilistica. Ecco, tengo a dire che il primo studioso che ipotizzò la presenza di Dante a Verona nel 12 fu uno dei massimi studiosi di Dante, cioè Giorgio Petrocchi, quindi da questo punto di vista sono in ottima compagnia. Io ho aggiunto questa scheda e nel libro ho parlato anche di questa lettera che, voglio dire, ha il merito di mettere in campo un'ipotesi nuova. I libri servono anche a questo. Cioè, certo. E la filologia, perché adesso stiamo parlando proprio di filologia, ti stai facendo un esempio di questo, no? Sì, è uno studio delle fonti molto approfondito, adesso questa lettera spero di ripubblicarla perché era già stata pubblicata in testo critico, se mi danno un po' di tempo per lavorare. Ecco, ripeto, un'ipotesi e la biografia serve anche a questo, a mettere in campo delle ipotesi che suscitino dibattito fra gli studiosi, perché poi i progressi, lo sappiamo, nella scienza, che sia umanistica o che sia una scienza dura, nascono sempre dal confronto. Quello che mi spiace è quando le ipotesi vengono rigettate a priori, cioè a prescindere dalla discussione scientifica. Questo credo che non faccia bene né a Dante né in generale diciamo così, al nostro desiderio di trasmettere ai più giovani un metodo di lavoro. Però tu hai le spalle grosse, sai benissimo che quando ti metti nell'agone a parlare di Dante non puoi non trovare una fila di sostenitori e di detrattori, perché è logico che sia così. D'altra parte, se l'editore Einaudi ha creduto in te, voglio dire, noi comunque pensiamo che sia un buon segno. Diciamo più in generale, Paolo, per non dare troppo per scontato le cose, questo Dante la giornata di Dante è stata voluta l'anno scorso, credo, dal governo, perché nel giorno del 25 marzo? Perché una parte degli studiosi ritiene che il 25 marzo sia da identificare nel giorno in cui inizia il viaggio di Dante negli inferi e poi al purgatorio e poi nel paradiso. Dante che quest'anno compie, diciamo, 700 anni dalla morte, perché era morto nel 1321, questo giusto per contestualizzare un attimo. Allora,
Dante Alighieri, campione della letteratura italiana, ma anche mondiale, almeno del mondo occidentale, no Paolo? Io non voglio apparire provinciale, però questo colosso gigantesco, cioè, nel mondo c'è tantissima passione per l'italiano e molta di questa passione per l'italiano è passione per Dante, si studia l'italiano per riuscire a leggere Dante. Io non voglio apparire provinciale, ma diciamo, il Veneto nella vicenda di Dante c'entra molto. Sì, Dante, a prescindere dal fatto che si pensi o non si pensi che sia stato a Verona più o meno tempo, ma comunque la presenza di Dante nel Veneto è accertata e fu prolungata. Dante fu a lungo in Veneto perché era, come sappiamo, molto legato agli Scaligeri e quindi ebbe certamente modo di viaggiare, di visitare molti posti. Questo noi riusciamo a dedurlo anche da quanto ci racconta nella commedia. Non vuol dire che ogni volta che Dante cita una località geografica l'ha visitata, però in alcuni casi fornisce dei dettagli abbastanza impressionanti. Per esempio, quando nel canto 18° del Purgatorio parla di questo abate Gerardo di San Zeno di Verona, vissuto al tempo del Barbarossa, noi non abbiamo nessuna cronaca che parla di queste cose, e quindi Dante come faceva a conoscere l'esistenza di questo abate? A fianco alla chiesa, sulla fiancata destra dell'abbazia di San Zeno, c'è un'enorme epigrafe dove si ricorda l'abate Gerardo e si ricorda l'imperatore Barbarossa. Quindi noi dobbiamo alzare le mani e riconoscere che evidentemente lui l'avesse letta, perché non abbiamo altri documenti, e che se la fosse ricordata. Quindi abbiamo degli elementi. E poi sappiamo che parla di Treviso, no? Della confluenza tra il Sile e il Botteniga o Cagnano, sappiamo che parla dell'Arsenale dei Veneziani, c'è questa leggenda che racconta del suo incontro a Padova con Giotto, ma certamente qualche contatto, e sappiamo che parla anche di Feltre. Ecco, forse una piccola novità della biografia la posso dire, ecco, perché noi sappiamo che Feltre, c'è questo famoso episodio del vescovo Alessandro Novello che riconsegnò al della Tosa, che era allora il podestà di Ferrara, dei fuoriusciti che erano scappati da Ferrara, si erano rifugiati a Feltre, e Dante nel canto nono del Paradiso fa dire a Cunizia da Romano che questi qui erano stati riconsegnati. Ecco. E questa notizia Dante dove l'aveva appresa? Certamente si è verificata in un periodo in cui lui probabilmente si trovava in Veneto, quindi si trattava di cose che giravano. Però molte delle notizie che Dante riferisce in relazione anche a questi avvenimenti hanno come fonte esclusiva il cronista ferrarese Ricobaldo da Ferrara. Noi abbiamo almeno 5 o 6 episodi della commedia, il più famoso di tutti è quello di Guido da Montefeltro nel canto 27° dell'Inferno, per i quali l'unica fonte che possediamo è questo cronista Ricobaldo da Ferrara. E guarda caso questo cronista si muove tra Padova e Verona negli stessi anni in cui si muove Dante e finisce nel secondo decennio del 300 a casa di Cangrande della Scala. E a Verona c'è un manoscritto dell'opera di Ricobaldo che è rimasto lì, non si è mai mosso da Verona, dove ci sono tra l'altro delle terzine del canto 13° dell'Inferno in fondo al codice. Insomma, c'è tutta una serie di dati abbastanza impressionanti che ci dicono che probabilmente tra questo Ricobaldo, che era un fierissimo ghibellino, e Dante, che in quel momento diciamo aveva qualche simpatia ghibellina, ci possono essere stati dei contatti. Ecco, nel libro racconto un po' questa storia, è una delle cose un po' più nuove della biografia, delle proposte, ecco, che faccio e che pongo sul tavolo perché magari se ne discuta, la si esamini. Bellissimo, ma ascolta Paolo, toglimi e toglisi una curiosità. Dante, con la profondità incredibile che riesce a raggiungere nella Divina Commedia, profondità di pensiero, di nozioni, eccetera, doveva avere una biblioteca enorme sotto mano. Cos'è? Si portava dietro le valigie o sfruttava i libri di quelli che andava poi a trovare lungo questo lungo esilio? Questa è una bellissima domanda, Gigi, perché è un tema su cui si sono scontrati i dantisti nel corso degli anni, fino appunto all'ultimo volume del compianto Gargan sulla biblioteca di Dante. Dunque, probabilmente Dante non portava con sé molti libri per il semplice fatto che si spostava in continuazione. E in qualche misura dobbiamo pensare che abbia sfruttato le biblioteche che aveva a disposizione dove si spostava. Una delle ipotesi che è stata fatta, che io ho anche ripreso nel libro, è che lui avesse avuto anche qualche contatto a Verona con la biblioteca capitolare. Abbiamo avviato anche un progetto di ricerca per digitalizzare e studiare i codici alla ricerca della famosa firma di Dante, che non si troverà, ma insomma speriamo di trovare.
cita degli autori, faccio un esempio, ecco, per chi magari ci ascolta curioso del modo di fare ricerca. Dante nel De Vulgari cita un'infilata di prosatori, Paolo Rosio, vabbè, era abbastanza diffuso nel Medioevo, poi cita Livio, meno diffuso ma abbastanza diffuso, Plinio, poco diffuso, e Frontino, che praticamente era quasi ignoto nel Medioevo. Gli Stratagemata di Frontino erano un'opera quasi sconosciuta. E dice che un'amica sollicitudo, usa questa espressione, lo aveva invitato a consultare questi autori nel De Vulgari. Allora, il grande Mengaldo sosteneva che l'amica sollicitudo era uno stimolo interno venuto da Dante, una sollecitudine affettuosa di Dante verso questi autori. Altri invece sostengono che l'amica sollecitudo fosse un amico che gli aveva suggerito di leggere questi autori. Ora, la domanda che noi ci facciamo, ne parlo sempre a lezione con gli studenti, è: ma dove Dante poteva trovare questi 4 autori? Bene, noi sappiamo che questi 4 autori, certamente 3, Livio, Plinio e Frontino, erano nella biblioteca capitolare all'epoca a cui Dante doveva essere a Verona. Ora, ripeto, su Livio e Plinio c'è un tasso di aleatorietà maggiore, ma Frontino era quasi sconosciuto. La capitolare era una delle pochissime biblioteche che lo possedeva, e il fatto che possedesse tutti questi autori, insomma, suscita qualche interrogativo. Ti tocca metterci il punto di domanda, e è giusto, insomma, che si discuta, però è un fatto che richiede una spiegazione. Quello che ho suggerito ai miei ragazzi è: studiate la tradizione testuale di Frontino, cercate di vedere dove veniva copiato, dove veniva studiato, in modo da escludere determinati luoghi e a circoscrivere l'ambito della ricerca. In altri casi, secondo me, Dante aveva 2 cose. Aveva certamente degli zibaldoni dove prendeva degli appunti, probabilmente, un po' come faceva Boccaccio, magari molto più stringato, e poi doveva avere una memoria assolutamente fuori del comune, per ricordarsi tutte le cose che vedeva e che leggeva, e quella purtroppo non tutti ce l'hanno e vale più di 1000 biblioteche. Certo. Ascolta Paolo, tu riesci a spiegarci in parole semplici, so che ami il linguaggio chiaro per tutti, perché la commedia di Dante Alighieri è un'opera così importante per l'Italia e per il mondo occidentale? Al di là del miracolo, aggiungerei io, che Dante sia riuscito a completarla. Cioè, è incredibile che un'opera di una concezione così immensa, con i rischi che c'erano anche al tempo, i rischi della vita, della salute, no? Della politica, no? Legati alla politica, insomma, abbiano comunque consentito di portare a termine questo monumento incredibile. Prova a spiegarci, a dirci in parole semplici perché è un qualcosa di valore immenso per la nostra cultura italiana, ma anche per l'Occidente intero. Ma dico solo 2 cose, perché altrimenti rischierei veramente di andare fuori dal seminato. Allora, la prima cosa è la lingua. In un'epoca in cui tutti coloro che scrivevano opere di questo tipo usavano il latino, Dante ha deciso di usare il volgare, e ha deciso di usare il volgare contro coloro che maestri di università, dettatori, insistevano sulla scelta del latino, e ha deciso di usare non un volgare estremamente difficile, ma un volgare che, nella misura in cui era possibile comprenderlo allora, fosse vicino, diciamo così, a tutti. Questa è la prima scelta. Ha scardinato veramente la mentalità del tempo, proponendo una rivoluzione linguistica, e noi spesso non percepiamo questa rivoluzione perché ne siamo figli. Cioè, per noi la scelta del volgare è naturale, ma è naturale perché a un certo punto della nostra storia letteraria qualcuno l'ha fatta. Nessuno si sarebbe mai sognato di scrivere un poema del genere in cui si parla del paradiso nella lingua delle Muliercole. Nessuno. E Dante ha avuto non solo questo coraggio, ma questo spirito profetico. E questo è il primo dato che prescinde dal contenuto. Il secondo dato interessante è che la commedia contiene un po' di tutto, è una specie di naturalis storia pliniana, ma lo è in poesia. C'è tutto il mondo dentro la commedia, ci sono tutti i sentimenti. Però Dante ha saputo in alcuni momenti, in alcuni punti, coniugare, consegnarci questi sentimenti nel modo in cui tutti potessero comprenderli. È vero che nella commedia ci sono dei passaggi molto difficili, pensiamo a alcuni passi teologici del paradiso, ma pensiamo anche quando lui, per raccontarci che ora è, fa tutto un discorso di carattere astronomico che riusciamo a capire, ma anche noi che lo facciamo di mestiere, solo con le note a piedi pagina, perché una volta che l'ho letto io me lo sono dimenticato, me lo devo ripassare ogni volta, e non crediate che i professori si ricordino le cose così. E anche
e anche la spiegazione astronomica è complessa, ci vuole qualcuno che sappia, conosca la materia bene. Però accanto a questo ci sono nella commedia alcuni episodi che, perdonatemi, definisco popolari, pensiamo a Paolo e Francesca, che venivano compresi da tutti. Era una poesia che poteva essere letta perché scritta in volgare, certamente in volgare fiorentino, ci è voluto del tempo, ma poteva essere compresa. Il latino non era compreso se non da quei pochi che lo studiavano. E alcuni episodi della commedia erano tali da poter essere accolti e fatti propri da tutti. Le novelle di Sacchetti che raccontano del fabbro che recitava i versi della commedia sono delle novelle, però raccontano di una realtà diffusa. Quindi la commedia aveva un tasso di popolarità reale. Il fatto che Boccaccio negli anni 70 tenga lezione di Dante in piazza significa che c'era una ricezione, nessuno si sarebbe mai sognato di fare un'iniziativa del genere, non sappiamo di che tipo, ma c'era. Quindi direi questi due aspetti, la lingua, la rivoluzione linguistica, e però un contenuto che potesse in qualche modo in alcune sue parti essere compreso da tutti, diciamo un contenuto molto democratico, secondo me sono i due dati fondamentali che hanno provocato la rivoluzione e hanno permesso che quest'opera si diffondesse e poi venisse anche poi tradotta, commentata al di fuori. Poi ci sono tanti altri aspetti, il fatto che Dante avesse certamente, ci restituisse un quadro della Chiesa niente affatto scontato, ha fatto sì che in America settentrionale Dante venisse accolto come un autore, uno degli autori più amati, più diffusi, perché nella logica protestante questo è facilmente comprensibile, ci sono tanti fattori storici, ma secondo me i primi due, cioè tutto muove da questi due fattori qui. Sai, mi facevi pensare adesso, no? Effettivamente questo aspetto, non dobbiamo dimenticarci che si trattava di una commedia, l'aveva chiamata lui commedia, quindi insomma volendo almeno insomma nel nome ispirarsi, darsi un obiettivo popolare, insomma. Però mi fai pensare, no, perché in questi giorni anche la Rai, oggi Dante D ripropone Benigni che recita Dante, su cui io avrei qualcosa da ridire sulla metrica, ma insomma va bene, lasciamo perdere, però resta il fatto che oggi, 700 anni dopo, si riesce ancora a fare spettacolo popolare con milioni di spettatori recitando Dante. Se non è la prova questa di una capacità di essere riuscito a fare qualcosa di popolare pur parlando di teologia, no Paolo? Mi sto allargando troppo? No, condivido in pieno quello che dici tu. È vero che ci sono molti che storgono il naso di fronte all'operazione di Benigni. Abbiamo avuto anche l'operazione di Sermonti, se uno, diciamo, desidera una lettura più sorvegliata, che come sappiamo aveva come consulente un certo Gianfranco Contini. Ecco, se uno vuole sapere come leggere la commedia, ha di che. Certamente l'operazione di Benigni è diversa, però io direi che è un'operazione comunque molto positiva, perché ha di buono questo, cioè che trasferisce quello che doveva essere lo spirito dei tempi di allora alla società moderna, cioè permette comunque al grande pubblico di avvicinare la commedia. Io credo che, diciamo così, che non voglio usare la parola sopravvivenza, no, perché non è corretto, che la diffusione del testo della commedia debba passare anche attraverso questo compromesso, e soprattutto debba giovarsi della recitazione ad alta voce. Per esempio, nei licei questo è un dato fondamentale. È inutile che noi continuiamo a far studiare la commedia con le note a piedi pagina. Io, che sono un fautore dello studio filologico del testo, dico che al liceo prima di tutto la commedia va letta per intero, va letta con l'ausilio di un attore che la sappia leggere, e i giovani si innamoreranno del testo anche solo sentendolo. Poi ci sarà tempo per le note a piedi pagina, per le lezioni dei manoscritti. Ve lo dico facendolo per mestiere, ecco. Quindi bello, bellissima questa cosa che dici, bellissima. Bellissima. Ascolta, tu prima hai usato la parola tradizione, che per chi non ne sa di filologia magari può essere fraintendibile, no? Noi parliamo della tradizione come il tramandare un testo, la storia del processo per cui un testo viene tramandato, no? Ecco, nel mosaico ricco della tradizione della commedia, Belluno vanta un tassello, no? Ci parli di questa, insomma, abbiamo bisogno di un po' di orgoglio bellunese, no? Abbiamo già te qui che rappresenti questo orgoglio, ma dici un po', dai. No, ti ringrazio, ma veramente no, io no. Invece il codice Loliniano 35 è un codice importante perché
ai tempi in cui Petrocchi costruì lo Stemma Codicum, che è questa specie di genealogia dei manoscritti. Ogni tanto io uso dei termini tecnici e mi rendo conto che la deformazione professionale mi scappa dalle mani da tutte le parti. No, questa specie di genealogia dei manoscritti che ci permette di stabilire chi è il capostipite, quello che è il fondatore della dinastia dei codici danteschi, vede presente anche il nostro manoscritto lolliniano, grosso modo a metà dello stemma Petrocchi, c'è uno dei codici probabilmente di origine fiorentina del cosiddetto gruppo dei 100. Non è un codice particolarmente autorevole dal punto di vista del testo, ma è abbastanza risalente, abbastanza antico e ha conquistato, diciamo, un suo posto onorevole all'interno della struttura del testo, venendo citato in apparato, cioè tra i testimoni autorevoli del processo di costruzione del testo, più volte da Petrocchi. Ecco, forse qui si può dare qualche elemento di novità rispetto agli studi che stanno venendo avanti. Recentemente un gruppo di studiosi di Ferrara, torna fuori Ferrara, guidati dal mio collega Paolo Trovato, ha scardinato completamente la struttura di Petrocchi, sostenendo che tutta la tradizione buona della commedia risalga, diciamo così, ai capostipiti, ai manoscritti settentrionali, compresi i più antichi manoscritti toscani, che sono manoscritti degli anni 30 del 300. Anche questi codici probabilmente risalgono a testimoni settentrionali. Faccio un esempio a te che sei un allievo di Giambattista Pellegrini. Nel codice trivulziano, che è il più antico codice toscano della commedia, compaiono delle forme del tipo cenere. Ora, com'è possibile che un toscano scrivesse cenere invece di cenere? Questa è la domanda che si sono fatti i linguisti. In effetti è un po' difficile da spiegare, perché un toscano non scriverebbe mai spontaneamente cenere con la Z. Perché lo fa, secondo Trovato? Lo fa perché aveva a monte un codice che veniva dall'Italia settentrionale, a un certo punto il copista si è appisolato e si è fatto scappare qualche forma settentrionale. Siccome Dante è morto a Ravenna, è possibile che la diffusione della commedia sia partita da lì e quindi si ricostruisce tutto lo stemma con un impianto completamente diverso. Perché diciamo anche questo, perché è troppo affascinante, troppo bello. Quando tu parli di genealogia, no? Noi dobbiamo immaginare un'epoca in cui la stampa non c'era ancora. Come si faceva a diffondere un testo? L'unico modo era copiarlo. Copiare un testo così è chiaro che significa fare ogni volta che lo copi degli errori, poi da una copia viene copiato di nuovo e questo porta avanti gli errori, li accumula e questo vuol dire fare la genealogia, no Paolo? L'ho spiegato esatto, in modo sì. Più o meno, cioè cercare di ricostruire ogni manoscritto che abbiamo, di quale altro manoscritto è figlio, da dove arriva, qual è la copia nonno e così cercando di arrivare più vicini alla stesura originale, cioè una cosa di un fascino incredibile. Questa è la filologia, ecco, chi volesse saperne di più, questa è la filologia. Allora Paolo, Dante conosceva benissimo il territorio italiano, anche perché gli interessava dal punto di vista della lingua. Il De Vulgare Eloquentia è proprio una descrizione di come si parla da tutte le parti per arrivare a dire in latino, perché lo scrive in latino, per arrivare a dire alla fine la lingua più bella è il toscano, sostanzialmente. Lo dico grossolanamente, però per dire quanto conosceva, sai, non molto tempo fa ho intervistato con questa stessa modalità il mio amico Federico Vicario della Società Filologica Friulana, tuo collega docente, ma lui a Udine, la filologica ha riferimento a questa rivista Cefastu, che riprende proprio Dante, insomma. Cioè, Dante era stato capace di raccogliere il friulano Cefastu per dire: ma senti quanto male storpiano la nostra lingua questi friulani, però vuol dire che conosceva tutto. Allora, prima hai fatto quel riferimento a Feltre, ecco, non dobbiamo stupirci che Dante alla fine, per le sue frequentazioni, per la sua attenzione, abbia incontrato anche vicende di storia, di politica che poi ha usato per la commedia. Feltre viene citata forse un paio di volte, se non sbaglio. Sì. Lì è un problema filologico, perché ricordo che quando avevamo in mano al liceo già il Sapegno, si diceva: ma qui cos'è questo feltro? Che sia Feltre oppure che sia proprio il feltro? Tu da filologo cosa ne pensi? Dai, svelaci qual è il tuo... Questo è un dibattito che non finirà mai. Io da bellunese... per Feltre. Esatto, non campanilista, propendo per Feltre, ecco, perché sono sempre stato per la provincia unita e quindi tendo a pensare che nel Veltro si possa vedere Cangrande. Fuori di scherzo, già Contini fece notare che gli accenti che si trovano nel primo canto dell'Inferno, casualmente, Contini sappiamo che era uno stilista finissimo, ritornano proprio nel XVII allo stesso modo, cioè dove Dante ci parla di Cangrande.
quindi c'è un collegamento, una matrice stilistica comune, per cui Contini, nel modo in cui lo sapeva fare lui, alludeva vagamente a questa continuità, che poi Dante nel Primo dell'Inferno pensasse a Can Grande, questo non lo possiamo sapere. In questo caso Feltro sarebbe veramente Feltre. E poi, ripeto, c'è questo episodio del vescovo Alessandro Novello, che poi, come spiegò un personaggio a cui noi tutti siamo legatissimi, cioè Luigi Alpago Novello, forse non le aveva combinate tutte così gravi come Dante ci racconta nel Paradiso, cioè questo tradimento forse non era proprio dovuto a lui. E mi fa piacere ricordare Luigi Alpago Novello, perché è stato uno dei più grandi ricercatori bellunesi, ancorché medico, ma grandissimo indagatore degli archivi. Insomma, ha insegnato a noi bellunesi, insieme a Giambattista Pellegrini, che è venuto un po' dopo, come si lavora sulle fonti, come si lavora sulla lingua, e dobbiamo essere estremamente grati a questi nostri padri. E dicevo appunto sì, Feltre è presente e ci fa capire, ed è presente, ecco, questo è curioso, forse in un momento cruciale della storia, cioè il momento in cui Can Grande sta muovendo le sue armate per conquistare Padova, Treviso, e poi arriverà fino a Feltre, e poi arriverà, come sappiamo, fino a Cividale. È curioso che uno studioso, l'editore Porta, l'editore della cronica dell'Anonimo Romano, quando trovò citato Can Grande che arriva a Cividale nella cronaca dell'Anonimo Romano, fa questa nota e dice: non ci risulta che Can Grande sia mai arrivato a conquistare Cividale del Friuli, perché evidentemente non sapeva che Cividale non era Cividale del Friuli, ma era Cividale di Belluno, e l'Anonimo Romano ben lo sapeva. Ecco, succedono anche di queste cose molto curiose. E dicevo, è un momento cruciale, ed è curioso che proprio in un canto del Paradiso che verosimilmente Dante ha scritto a Verona, rievochi una vicenda che ha visto protagonista in prima persona proprio Can Grande, cioè negli anni in cui Can Grande si organizza per arrivare alla conquista, che avverrà più tardi perché arriva nel 21, ma insomma muove le sue armate in questa zona, Dante ritiene di mettere sulla scena proprio il dramma del tradimento dei fuoriusciti ferraresi a Feltre. Bellissimo. Ascolta Paolo, per concludere, perché chi ci ha seguito fin qui ci ha già seguito per mezz'ora, che insomma non è poco a parlare di filologia, pur con tutto il rispetto verso il nostro Dante. No, lasciami, hai fatto 2 volte riferimento a Giambattista Pellegrini, con cui appunto ho studiato io e che so che tu conosci benissimo perché l'hai studiato anche tu. Ecco. Le curiosità, vedi, stiamo parlando del 700° anno, del VII secolo trascorso dall'anno della morte di Dante. Ecco, il 21 ricorre anche il centenario della nascita di Pellegrini. In questo 2021 avrebbe 100 anni, insomma, ecco, e qualcosa si farà anche per ricordare questo anniversario di questo grande bellunese che tu hai citato, e io ho gradito molto la citazione. Ecco. E Paolo, allora, grazie per questo tempo che ci hai dedicato, grazie per averci fatto respirare un po' a pieni polmoni, insomma, un po' largo, insomma, no? Guardando tutta questa nostra Italia, di questa storia bellissima e dall'intreccio incredibile, no? Noi consigliamo la lettura del tuo libro, ti sentiamo di fare questo spot, lo trovate in tutte le librerie, e in Audi, Paolo Pellegrini, Dante Alighieri, Una vita, giusto Paolo? È questo, no, il titolo? Grazie davvero, Gigi. Ecco, allora un abbraccio, buon ritorno alla tua Verona e alla prossima. Grazie a tutti e grazie soprattutto a te, mi ha fatto molto piacere stare qui con voi. Arrivederci. Grazie Paolo, ciao, arrivederci a tutti. Ciao.